Saluti a tutti, un artistas de hoy, sos arribaus in su Sarrabus, in noi a Santuidu, sa terra de Launeddas, de maestru Mannus de Launeddas, e a prosapeso sos arribaus in noi a Santuidu, in sa domo, ma s'Accademia des Artis de Launeddas, questo museo e tutto che issu ha preparato e poi fai conosci meglio in Launeddas, su sono su, e questo che impara dai scienziati che hanno tante isso. Dunque, se usa domo del Luiso Lai. Venei con me. E saluti a tutti gli amici del suo canale 172 e a TV, Seo Custotta, in su programma Cosa Nostra, che si serve a maestro, con un maestro Mannu de il Launeddas, è un nave che si usa a Santuidu, in su Sarrabus, e dunque in sa domo, ma in sa accademia, in su museo, che ha organizzato all'estio su maestro Luiso Lai. Saluti maestro. Saluto a tutti. E dunque poi io a questionare di questa carriera manna, questa grande musica che tu hai donato con il Launeddas, ma non c'è il Launeddas, poi ti potevo questionare di sassofono, di fisarmonica e tutto canto. E tu hai cominciato proprio, c'è stato un libro di usa questionare, questo che ha scritto Gabriele Congiu, che conta da tutta la vita cosa tua, poi tu hai no, proprio a Gabriele, tutto quello che ha fatto in tutta la vita. E poi tu contavi pure ai spettatori nostri. Cominciando questa avventura svizzera, poi mi piace meno questa cosa, poi è usato tornare in Sardegna, è usato tornare quando veste piccioccheddu, ma sa Svizzera che è stata 10 importanti per lui. Come ti cominciato? È importante che avvicinarmi poi era stretto. No, voi lì ai vari, non vedo. E quando ho deciso di andare in Svizzera? Quanti anni tenia stanzando? 25 anni. Ah, 25 anni, sì. Giovanetto. E poi via che noi che su Ballusardo con il Launeddas non di Olienta, c'era un rigetto totale, cosa sarda non di Olienta, quindi va bene che devo suonare la fisarmonica pure, meno male, però magari che disgustavo perché questa cosa non andava, non di Olienta, di cosa sarda, nuda, né canzoni di sarda, né canto tenore, nuda. Senti liscio questa cosa, in su 70, questo anno, sai? No, finta già cominciando a cambiare, ma dopo la guerra, dopo 45-46, tanto si badava ancora, Mergo e Launeddas, badanta pure e ci sono cantatori sempre in festa su cantatori e locutoresi e anche capitanesi. E badanta pure, poi cominciavo a non di Oli Cruz. Vogliamo tutte le canzonette italiane, poi ho cominciato a ascoltare le canzonette americane, e poi sbatto su Ballusardo, quando di piazza sono su Ballusardo, fianta fisco e poi scuriantata una cosa, pure scuriantata matta, scuriantata batata. Sì, non vogliamo. E questo mi ha disgustato vago. Però a me non me ne importa, a me da sono poi che mi piace, da sono su strumento, poi che mi piace, poi a stato non di piace. Mi dispiace, ma non mi importa nulla. E poi, ma come però, che devo potuto seguire a suonare sempre, perché ho fatto scuola di fisarmonica a Castello con maestro Villolla. Ah, dunque la fisarmonica da studiare? Sì, l'ho studiato, ho fatto tutto solfeggio col metodo Bona, tutto. E ho 3 o 4 anni sono andato a Cagliari, 3 anni buoni. E poi dopo, appunto, ho deciso di andare in Svizzera. In Svizzera appena andavo e c'era un vero problema. E poi piano piano cominciamo a inserire, in Ciro studiante italiano, e poi suonavo Dogna Mirici, della Svizzera interna, a Sudicino, poi Sferi, cominciamo a mi conoscere, e mantengo tutta la Svizzera. Però in cui c'è stato un altro evento, l'evento dei Beatles, non volevo attendere per fisarmonica. No, volevo scorare. C'è il rock. Quando c'è il logo dei sonai, erano in zona, la fisarmonica. E poi niente.
No, devi suonare o tromba o sassofono, se no no. Ah, dunque senza anni su che si imparava a suonare sul E sassofono. imparavo, poi cercavo di cominciare a imparare, e mi sono comprato il sassofono e poi ho comprato un metodo pure, se come intelligia, poi andavo a pagare pago, ma a solo non c'era niente da fare, è troppo difficile. Tanto mi sono andato a Zurigo, so che c'era l'Accademia Musicale e mi sono iscritto dopo un viaggio 4 anni con un maestro italiano, ma sposato in Svizzera, il maestro Ubaldo Margutti. E con isso si imparava E con meglio. isso mi hanno dato delle belle sconsigli, ho fatto lezioni. Imparare non si impara mai, non Sì, non sì. si impara mai. Questa è questa filosofia cosa tua. No, sì, sì. Poi tornavo su Pagoa Cacoa. Lui sull'AI è un maestro manno della UNED, tu teni in mezzo a scienze, che venite noi, tant'anni su che si imparando mera giovane su a accostare questo strumento che è troppo bello, è questo strumento che conta No, questa è storia bello, della terra di Sardegna, è È un un strumento più strumento importante è che troppo abbiamo, bello, no? sì, sì. E dunque, però, il maestro scosa tua, quando hai cominciato tu, chi ne viante il maestro su canti imparavo a tu? Questa storia è un po' più lunga, comincia ancora, non tenia coraggio di andare a cantare il maestro umano, c'è qualcuno che suonava in vita, di nato all'umilio su cacciafuoco, non mi ricordo. E cominciò ad andare a cantare gusto e devo sempre cantando, sempre suonando, sempre. E questo mi ha imparato a picchiaretta, ma fustisci sono da canto, allora ci sono, impari a me pure poco pago. Ma no, pago, ma che sia pago pago. E tanto se andavo e c'era un vermetto, in questo periodo c'era mera picciocchetta, c'era unos 15 o 20 picciocchetti che sono andati alla UNED. E tanto sa gente in mano di Sabida, hanno organizzato una specie di concerto, di festival del suono di gamma, una specie di competizione. E feste in Morella di Santa Maria, Savrazzi che ne ho giocato giorno a Sciudeo, hanno fatto i gara a Sangui e farete 10 picciochetti fuori. E abbiamo vinto il suo primo premio, 100 lire. Mera, 100 lire. Ma a me mi arrivano 100 milioni, non via mai. E quindi suo presidente fuori era il dottor Ginollai, quello che era primario all'ospedale di Cagliari. E io mi ha premiato di 100 euro. E in quanto cominciai, e potevo sempre suonando. E tanto la gente di Bida non ma gente che parla bene, ma voi non manda a Luigi, su ciò che voi non manda a imparare, quanto è mai sto manno su. E poi babbo no, ma fai come tu dico su Biafra, mo te fammi, non c'è nulla. Ma non fai, no, se no, ma direi poi ha provato lezioni con Dorato con il Ville Cisili, che sono a suo mandolino, che è stato idea e tutto, ho fatto un paio di lezioni. E via che apprendia che sono minerale, mandi ridu, quanti maestri. E tanto è andato convinto a babbo che andavo tieni posso veste Santa Maria, maestro Manoso, sento di Lara, e danno questo ciocchedo, un figlio mio, era voglio imparare a suonare, ma Castiao dice che no, sì, devo, sì, solo imparare, idea, perché solo imparare. E tanto, insomma, Castiao si può stare, ma direi l'unico quando dopo sono vesti, mai mandato. Mi sono presentato e sapremmo bessire, sia Saville, ma Castiao. Ma che stai se può arrivare? E ne andava a ma è così salivo là, per appunteggio, se può arrivare. Potevi stare l'angicendo, no? E sono, no, sta l'uticida, E comunque, vabbè, come sta andando? E tanto ti contrattavo, ma quanto lì arrivava, era un babbo e voleva 1500 lire al mese. A pagare 1500 lire al mese. E babbo già da pagare, me la pagava. E devo andare a Meggiano e a Merì. Dogna di, ma non ti basta a Meggiano usciti, no? Non usciti, deve essere obbligatorio, capito? Che devo giocare. Quindi se andavo a Meggiano e a Merì. E poi mi ci avvocavo e mi hanno bene scelta a Meggiano, una di a Meggiano. Però andavo dogna di. E io sapevo 5 anni, io sapevo sempre perché non mi sono mai andato. Io devo sempre andare alle feste e devo messo maestro sempre ho messo maestro. E come che sono mia. Ed è rimasto sempre nella mia casa. Dunque, a proposito di questa domo cosa tua, è un'auga, a noi c'è sul regno cosa tua, questa stanza è una
già è un museo a ogni punti sono cosa tua, ci punti tutti si ricordi, su tutte le cose che hai fatto tu in tant'anni di carriera, non ti potevo manco contare, perché punti troppo, su questi anni. Tutto chiaro. Io volevo roccare in mano, ma mi accontentare di E questo. noi c'è un libro, questo che ha scritto Gabriele Concio, tu ti scontavo a questa storia, Gabriele cosa molto tua, bravo, e su Gabriele, bravo. ha posto tutto questo capitolo cose su, gelose, che questiona proprio delle tappe, delle cose più importanti, del portumano che ha fatto lui in sua vita artistica e musicale. E devo voler una cosa, contami qualcosa di questa famiglia cosa tua, perché tu questiona sempre delle mulleri tua, di Rosina, che è importante, in suo libro tutto. Questa famiglia tua come è formata? Quando ti sei vorresti babbo e mamma e 5 figli. Ed era il suo secondo, Savromanna e Lucia, poi Luigi, Giovanni, e Giulia e Gino. Gino è il più piccolo, questo è vivere in Svizzera. Ma in pensione lei sa dove Marbattacca, sbandere bene, anche lui suona la chitarra, perché lui ama la musica. Babbo ha fatto somminatori, mamma sa casalinga, lavorando sempre, e tutti hanno fatto questa vita. Tu Noi che eravamo molto poveri. E tu e lui in Caliano Zecoiao? Nel 1964, l'11 aprile. Ah, ecco, l'11 aprile 64. Una dì di acqua, però Però ecco, Rosina ti accompagna sempre, in ogni festa, in quale si sia festa, devo dopo sempre incontrare. Quando fai bene, quando fai... Io sapeva che non parto per pagare il viaggio. Quindi, no, quando vai. Dunque, tu dopo la seconda guerra, la gente voleva tutta cosa moderna, e la UNEDA già non voleva ascoltare più, scudiando automatica, battata e tutto canto. Questa cosa mi raccontava pure Daniele Cossello, questo tenore che sa proprio cosa, però dobbiamo voler questo. Sicuramente poi festa tutto, Sant'Effisi, la prima festa, tu ci andai state più di 50 anni a Castello, suonai in questa processione. E contami come è questa cosa, ma iniziando su suonatori della UNEDA, sa di avere feste? Ne ha scelti uno. Quando devo lavorare, prima di partire in Svizzera, io una processione, ho fatto Deo, Ziantone, Zia Fimedisi e Teo Squalino di Rio. Allora c'eravamo tutti. Poi devo finita, andavo, e quando sono tornato, dopo 15 anni, non c'era più nessuno. I confratelli di Castello, adesso sconfrano di Castello, sono disperati, non ha tanto un suonatore. E dove era uno dei musici che viveva a Oristano, ci vicino Vili, e via solo, andava così. E sono disperati. Tanto è capitato, siccome devo conoscere il gruppo d'Esesto, ma invitavo a suonare, a fare un concerto a Pula, a Nora. Sì. Poi diventa sempre il concerto. Ma sempre voi sapete Sant'Effisi? Sì, voi sapete Sant'Effisi. Ecco, in questo sta che manti bio questo sconfratello, andando Deo giovanetto, insomma, 40 anni fa, magari 45 euro, e manti bio questo, ma ti vedi molto avvicinato. Mi ricordo il signor Lello Ambo, e Giorgione. E ma lei dov'era? No, lei dov'era? E poi ero in Svizzera. Voleva venire a Sant'Effisi? E certamente, perché noi siamo dei confratelli di Sant'Effisio. Eravamo scelti con l'andare, e commenti pure. E mi invitavo sovrano da Gala, è una cosa bellissima, una cosa bellissima. Ed è questo Zio Willi, ma Zio Willi mischia era già una certa età e povera già, era nelle armas. E no, sanno vieni bene fustei. Attività subito, tutti sono andati tutti ai russi. Sono rimasto sono andato tutti ai russi. E ha fatto la sua processione in pari. Ma poi io sono all'attività pure una base, cioè fustei basta, non deve uno di un altro, basta un suonatore. Poi vedo solo. E poi una paio di anni, fino a 10 usciti. Poi ho cominciato con Cancun allievo, e poi 12, e poi 13, e poi 20, e poi 40. Poi ho fatto la scuola in Castello, ho fatto la scuola, e poi ho cominciato tutto questo che si dice, fu tutta una processione. E poi dopo 4 anni si è scolato tutto, si è tutto. Associazione, pim, pom, poi tutti sono diventati, ognuno contro suo. E quindi, oggi è mera, Sant'Effisio è una mera, ma in principio, i primi anni non c'erano Deo scetti, e quando non si via Deo, io si viene disperato, in suo statuto, tente scritto che non devi mai a mancare il suonatore della UNEDA.
Sì. Quindi, se sono adoro la un'edasa, precede tutto. Precede su dogna passo che avanti, quando si sposta deve essere Deve essere la la un'edasa. sa quando essa sa anche su cosa va a burro, prima deve essere la vietanza, deve essere su andore. E applauti, ma non sono andore, applauti con la vietanza. E quindi Tu sei confrari onorario. c'è un fratello onorario che mi fa molto piacere, ma è bellissimo stare con questi castadari, è fantastico. E infatti Casteddu, 2 anni a oi, possa vesta adesso primo de maio, che padeuso a Merì, dogna primo a Merì, in prase su grammo, 2 anni a oi ti ho donato questo riconoscimento Sì, delle sì, amministrazioni, sì, sì, che è piacere. su premio su Gonfaloni, dunque su premio del su Tosondoro, che avevo donato e tu hai suonato su pubblico che ci via in piazza. Ma ogni anno a noi saperirari, Sì, tu sì, arriva sì. Sì, è senza vero, andava vero, manco di doppio su vita, arrivare direttamente in Savesta. A schistonau del suo gruppo Esestu mi fa piacere, poi a sesto tanti donau sa cittadinanza onoraria, Mi dà dunque, da pintonare. è una bella cosa e dunque insomma un altro riconoscimento È destante stato, che te. sì, è stato una giura, è stata una fortuna se incontrare vari. Isso che avuto andare con me ed è cosa andare con isso. Devo ogni cosa che mi anticipavo sempre quando diventavo un gruppo, il gruppo di Sesto. Ogni cosa, quando ho lavorato molto con Angelo Branduardi, ci vorrebbe un gruppo da ballo, il gruppo di Sesto, sempre. Con Maria Carpettotto, Sì, è venuto sempre, insomma, e quindi ho fatto un mero spettacolo, che diventa spettacolo e cena, e quindi a pure questa possibilità mi dovrai a fare conosci, perché È una cosa strana, Gusta, poi da lui sono a presto un concerto con tutto, poi ma sa contai e sa sannai, che li punti, artisti che hanno collaborato con tu, e che punti merda, artisti di tutto sul mondo, però lui c'è questo gruppo di Sestu che si accompagna, uno dei paga un gruppo, se vuoi tu non sono sì, perché, perché non è tanto facile ballare con le onedesa. E poi la onedesa quasi non c'era nescenti. Appena tornavo di Svizzera, fianta fastidio quando devo andare a suonare in 300 marmilla e del fiesto ballosardo qui la onedesa. No, va a credere la fisarmonica, no, non c'era nessuno che ballare con la onedesa, no. Prima provai, se poi mi donava la goa. Certo. E mi ricordo che avrei all'asta Usello, proprio a Usello, che no, signor, ma faccia di questa fisarmonica. No, voi mi donate la goa. Dopo più badenti, ho seguito quasi io a loro, seguiamo come badante lo seguiamo. A poi quando acabava, no, va benissimo, e tutto a paga, tu cominciavi a abituare. E quindi è difficile, questa gente non parte da casa brusco, e poi manco con questa fisarmonica, poi parte con questo organetto, perché non ha più il tempo, ciup, ma quella non è così, devi comprendere, devi conosci bene sul linguaggio puro, può parlare bene. Prima i suonatori della UNED, quando suona sta in Da pranza, toccata a castigare i balladori, sì, che l'incuno via bravo, tipo fai che l'incuna froriggiu, che l'incuna Il suo picchiata. consiglio di suo maestro Narui, che mi gasti se che baranta male quando bada, perché sono loro che sempre in mezzo. Certo. E questi giochi, quando visto che bada bene, hai gusto castiario, attenzione di quanti fatti vedere su basso pure l'altro, certo. E poi, vedi, una cosa più bella, suonai, era un rito, andiamo a ricordo che abbiamo questa gente poi lo scastiasa e ti viene a invito che è una cosa bella, ecco, e in cui questa sciampite, nasce in cui, quando i suonatori si puntano e fare queste cose belle, c'è San Nigri dove, e sa, spesi. E questo è un grido di gioia, sa sapete questo, è un grido di gioia. Oppure, per esempio, Sfuria è un punto di riconoscimento, non è altro. Sfuria è un punto, quando prima sa gente magari arrivare a trajeto, delle ore suonando, e poi magari sa, no, sta arrivando a Sfuria, vuol dire, ecco, siamo a metà suonato. Quindi questo è un punto di riconoscimento, non è un ballo Sfuria, no. Il Sfuria è un motivo, un riconoscimento di questa suonare di tutto il passaggio, che in cui è mera facile da conoscere, insomma, su chi sta abituato ad antenne naturalmente. E poi a cui va ancora, c'è sta metà ballo. Questo ballo prima durava minimo era un'ora, un'ora e 20. Se no tanta cosa, troppo gruzzico, qua che 3/4 d'ora, e così giro.
Capito? Quindi bisogna suonare. Poi pensando su tutto su Merisi dedicare su Infatti, Baldo. chi scappato torna toccato Questa insomma, è piazza cosa ballosa. Ma no, se va da suonare con Sabines, dietro l'una all'altra, avete due suonatori della UNED, Deo con Antoni, oppure con Efes, oppure con Aurelio. A Fisarmonio, dietro l'uno all'altro, Ballosardo, poi via Cancu, Valzer, Ballosardo e via, Ballosardo e via, capito? Toccato Rai. C'è stato un periodo che ha fatto pure un scanto concerto con un gruppo che aveva con tu, Ignazio Orbì, con sa fisarmonica e su tenore de Pizzi, Daniele Cosello. Sì, ma questo sono te con quadrai, a me mi è sempre piaciuto. L'ha fatto... No, ma prima generalmente avete San Fisarmonica, ma dopo una volta adesso vuole cantare volontari, poi con Daniele veresti a Justo quando ho provato la prima volta, oh Daniele, ma avete non vedo così, la lo proviamo Luigi. E cominciamo a fare cose, la Unedas e Tenores, che è bellissimo. Difatti tengo pure credo che sia una registrazione con un ballo che c'è il tenore di beat che mi vanti su bimba, bimba, fai sul ritmo. E infatti poi tu stava Poi ha fatto questo gruppetto un corretto che a noi, questo contra Narauso. Sì. E tu che sicuramente ho chiesto di uno scanto premio su che lui ha vinto, ha ottenuto, tanti riconosciuto questa grande maestria che lui Denisi, sa Vamma e questo che ha fatto lui, poi la UNED, sapete come te un now, in ci piasta lui e tu. Chi non vedrà di Svizzera le UNED sicuramente sarebbero estinte, sicuro, al 100%. Che devono diversi da Radio Svizzera, le UNED non esisterebbero. Perché ho fatto un grande traballo quando potrei appesare tutte queste cose. Oggi ci dà mera, ma io ho fatto un traballo mera. Da quando ho cominciato la prima scuola in Castello, la prima scuola in via Cavoni, faremo 104. 104. Certo. E infatti questa cosa ti dà riconosciuta tutto su grande merito che tu Dennis. E infatti io mi voglio fare bere, sicuramente anti Massimo Pinna quando tu vi sta questionando, poi questionando il suo premio Toson d'Oro che devo donare in Piazza su Gramma ha fatto bere le immagini, tutte le registrazioni. Ma io però devo mi voglio fare ascoltare agli ascoltatori nostri questo che ha suonato tu sa dire dopo che ha donato il suo premio in Piazza su Gramma, questa bella sonata che ha fatto e dunque è stato ascoltato su un pari.
Dunque, tornavo su noi a Domo de Luis Ullai, in questo luogo che conta la sua carriera, la sua storia musicale di questo grande maestro e in questa accademia. Quando siamo arrivati su noi a questa postiverangia, per preparare tutto, su maestro vi affendi, via da imparendo a uno sciente che via sonando il launedda, dunque se voi pure che sta traballando e facendo questa giura, non di questa giura, questo picciocco, che mi pare bravo per me. Sì, bravi. Ma dunque, è una cosa che fa con me da brasieri, questa deve una volle, che tutti si sono bene. E poi vai, è che se uno strumento bivi che si suona bene. Poi se questo strumento qualsiasi esso sia, che non suona male, non bividi, è destinato a morire. E quindi Dio sei contento quando un bivo a salievo suona bene. Capite? Le frasi che suona bene. E questo picciocchede è bravino, ma era bravo. Ecco, di questo picciocco su tu in mera sa poi in Moises in parenti allievo su conservatorio di Castello, si imparato tanta gente come tornavo tu in scuola, tanto anni sa ho dato lezione, ma imparato ancora non se sono parenti tutti, se sono parenti tutti. Questo è bello, tu una sempre che non si impara mai, non si acaba mai di imparare, però certo sul maestro Luis Ullai insomma noi che quando sono adesso di adesso una cosa di un pregio po' su coro, po' su riga, po' s'animo, è una cosa che di adesso non si può atturare indifferenze quando si intende di sonenti su maestro. E su maestro Luis Ullai ha contato prima di Angelo Branduardi, quando avevo questionendi con il gruppo del Sesto. Come ti nasce questa relata con Angelo Branduardi? Come ti sei conosciuto? Come ti ha cercato? Branduardi si è conosciuto a Roma, che hanno organizzato un concerto e ci avevamo Deo e zio Dionigi Borranca. Ed è arrivato su manager Davide Zardi, anzi Dori Zardi, del fratello. Ma io con lei vorremmo parlare, mi dica pure. Abbiamo un progetto, così, progettino con un cantante che vedrà qua Angelo. Ma io non ho tempo. Poi guarda, non ho tempo, non ho preso manco in considerazione. Lo vorremmo invitare perché dobbiamo fare un disco, poi non lo so, guarda, io sono sempre impegnato. Ma tutto ha fatto, no, guardi che dobbiamo, ma io poi abito in Sardegna, poi non sono mica qua, andiamo a trovarlo. Ma mica insistere, ma no, guarda, non lo so. Io, quando vorrebbe venire? Quando vuole lei? Non lo so, quando vuole lei. Poi è capitato che Deo è venuto ma Deo non ci vuole, guardi, se venite, io sono a Barumini. Allora andiamo a Barumini. Arriva Dorizzardi con Angelo Branduardi. E Deo mi ricorda che lì abbiamo un'altra in televisione, lì abbiamo questo spiro su Angelo. Ma questo è questo che abbiamo in televisione. E poi vi dico, questo che è corrente, tutti i giovani diventano corrente. E allora questo organista mi vero. Allora questo è Branduardi, questo è il cantante. È questo. Siamo tutti a ascoltare, come la gente badendi e si ascoltando. Ascoltate, poi si sono andati a cena, l'hanno invitato, hanno invitato il comitato, però andando su una cena e tanto mi cominciavo a fare, noi abbiamo questo progetto, volevo mettere il suo strumento dobbiamo incidere, ma non si adatta, io non lo so, guarda, non lo so. Guarda, quando cerchi una settimana, non è una gira libera, non da venire. Io sono a casa, sono andato a Savone di Cetra a Milano, ma no, siediti qui e ascolta. E metti quello che ti pare piace. Ma dai! Furbo su. Prima cosa che mi ha attivato, c'era il poeta di corte. E lo canto e io con le launette le faccio quello ho messo lui va benissimo e ascolta sempre sezioni di Deo per scutene e poi abbiamo fatto il ballo in fa diesis minore e lì era un po' più difficile, c'era entrato percussione, boom, 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 tututum,
no, guarda Gigi, si può mettere qualcosa qui. E allora ho preso a prendere la medianetta in re mi pare, non mi ricordo. E beh, questa mediana. E così. Poi quando ho finito era bellissimo, ma se ci volessi mettere, ci puoi mettere anche qualche altra cosa. E lì ho cominciato con la sovraccisione. E poi io ce l'ho l'altro strumento, però ho detto la tonalità non è uguale, ci pensiamo noi per quello. E allora ho messo due strumenti, ho messo la medietta in re, o in do, non mi ricordo, come mediana pipia, e poi ho messo anche un punto d'organo. Che era bellissimo, cioè non era perfetto, io riascoltandolo. Però tu devi pensare, quando che sono di Angelo Branduardi, se sono continenti, ti vedi che sono in italiano, invece lo rauso in Sardegna. E quindi, ponga questo e poi fatto usare, ma questo non ci dà, non posso usare la giusta di gusto, ci pensa un'osa da fare, e si sono andati. Comunque, ho posto 2 o 3 spezzi, non mi ricordo, ho fatto un altro lavoro. E poi, però, dopo un anno, accetto, andai con vosaltros, quando proprio a pubblica che mi orienta per forza, che mi orienta, che voleva che si andavo, accetta bene con vosaltros a una condizione, che mi depende, sai, va una solo, se no non ci vengo. Tieni a raballo un sudrio, un via deserare, non puoi curi, quindi non c'era bisogno di avere, non teneva bisogno di andare con esso. Allora no, sì, accontentato. Allora, siamo partiti da Palermo, abbiamo fatto un mese intero, abbiamo fatto 28 concerti, siamo partiti da Palermo, e sanno che andiamo molto a Moro. Noi siamo cantati molto a Moro, vorresti a Milano. Dunque, comunque, partito, e che succede però? Quando devo viaggiare solo, sa gente gridante, Luigi, Luigi. Poi che sono rapportato. E mi ricordo un concerto a Roma, al Teatro Lirico di Roma, e io cominciò a applaudire, poi attendiamo appena Gigi, lo sai che vedi che la gente quando sono in te si distrae, noi stiamo mettendo molti soldi, e sicuramente è anche vero, stiamo cercando di lanciare a Angelo e stiamo spendendo un mera, quindi ma adesso solo, allora fai sul pregere, fai una cosa, no? Fesi con Angelo, fesi una cosa in pari, e ti ho fatto la Fiera dell'Est. Ah sì. Però non era però comunque era bello lo stesso, molto era bellissimo, però certo non era il valore di la sola, era tutta un'altra cosa, però intanto per me sì, va bene, è fatto solo, però ha girato tutto Europa. Con Maria Carta ha fatto un bel ascolto. Con Maria ha fatto un mero concerto con Maria Vuro. Maria ha fatto il primo incontro, l'ho fatto a Castello, e poi si è fatto, sanno che mi hanno lavorato l'Aunede, penso a Bologna con Maria. Che tanti lavorato l'Aunede? A Milano hanno lavorato, tutto sastuccio. Ma dai. Cioè, un mese in Svizzera. Ma con male che hanno continuato a lavorare questo è, ma poi fai bene. Questo che adesso avrà 50 euro. È il suo primo stracascio, no? Il suo primo stracascio che ha fatto è tutto, perché ha fatto il calzolaio. Ah, sì, non si voleva vivere mica dell'Aunede, e dunque fai questa Susanna Mattei? Tutti i maestri i sondatori dell'Aunede, o calzolaio o altro bravieri. C'è Antonio Lara fu calzolaio, e c'è Fimedes fu calzolaio, c'è Antonio Visano fu sarto, che fisarmonicista. Sì, è bravieri, maestro non può e poi non ci viene a mezzo di noi. Non è che si sposta come in Tolli di noi andiamo a Milano, andiamo a Bruxelles, a Trandisi in Bida, non so con Mauro Balma, andiamo a Londra, se andiamo a Santi prima a Trandisi faccio un concerto, a Sanotta a Trandisi quindi non è, ma prima non fieraisce, prima andai in bicicletta, a piedi, a quadro, era altro tempo, musica, tu hai tutto generi musicali, sì, da musica tradizionale, ma scammenti su jazz. Paolo Fresu è un pangio del viaggio, di musica, ma non c'è è stata una fortuna suonare con Paolo.
ha fatto questo progetto di Sonos e Memorie di Gaviglio, è una cosa troppo bella. Dopo stare messo un mondo, l'abbiamo girato in Argentina, in Brasile. Paolo Fresu, tanti altri artisti, quali è questo artista, non so, italiano, internazionale, americano, che ha suonato con tu, che ti è piaciuto di più, su questa esperienza che ti ha lasciato uno su corpo pregiato? Ma tutti tutti, guarda, uno può una cosa, uno può un'altra, ma quando uno suona con sangue, ognuno ti lascia con qualcosa. Non si può dire che questo è meglio e questo è peggio, ma quando ti lascia con qualcosa è sempre con qualcosa. Tutto, è sicuro, è insoffitabile. Ho fatto un concerto a Lucca, ha fatto delle improvvisazioni, sì, bella, a me mi piace, tutto. Ma devo mi ricordo un anno si andava, a proposito dei concerti, delle cose che hai fatto in quale si sia il luogo, un anno su Volchest, tanti donau a Spilimbergo, un altro premio con questa carriera, su Volchest è forse una delle manifestazioni d'importo umano che ci punti in Italia, per la musica che narravo su World Music, ma è musica che tiene la regina in ogni luogo e con cui in noi in Sardegna. Una cosa che mi voglio dire, noi tu e tutto a Snao ci punti mera suonatori, giovani, umani e tutto canto. Come te secondo tu questa cosa in Sardegna? Poi la UNED, sta andando bene, sei soddisfatto, ti piace, ti vanti, come te? Poi non è che si comporta tradotto su come ti faresti se posato, se piccioccheddo, se candaste, se ascoltai, maestro, se consiglio, se tutto canto. E poi come te questa cosa? Fu cambiato questo tempo, prima non si imparava mai, ora imparata subito, non riuscivo a itta. Prima fu difficile imparare, sì. E poi imparata subito, non riuscivo. Dopo poco tempo si sarmanta da stuccio, da stracascio, e costume e partiti. E già sono. Ma prima non fui a 10. Da uno perché è dura, prima di tutto c'è pago competenza e quindi uno si deve approfittare. Lo strumento di natura già è bello e quando non tenti suonando su strumenti che accorda bene è già bello, però non scinti tutto su che due intro. E quindi non comprendendo tutto su questo, tutto il raballo che due, tutte le cose belle che due punti, può andare chiunque, buono o non buono. Certo non ti tieni vita tanto facilità che ti andai a sestro, canto la musica da cura, non te comprendi, ma non comprendi su che vai, ma comprendi su che vai, come ti è fatto comprenditi. Però dici, è bravo, ce ne sono anche bravi. Io mi auguro che di essere sempre più bravo. Te ho bisogno di questo strumento, deve essere suonato bene, non c'è niente da fare, deve essere suonato bene. E tanto questo strumento vive, e vive in grazia di Dio. E che mette sul mondo è mano, non c'è posto brutto, Però chi non tenti su buono, non pensa che faccia su buono che anda su male, no? Faccia su buono vanno a su male, capito? Quindi è bello accurare. E poi, prima badante, ci via, sa gente suonata, badante, ma non badante per vita vaso, processione. Prima suonatore di processione, poi le cose arrivi. Da quando ragazzi hanno preguntato a suo maestro mio, e è bravo questo suonatore, suonatore di processione. Ma dai! Non serve no, non manco da ascoltare. Casti che prima di bravicello puro, però che non fria buono, poteva su ballo, voleva una cosa che la gente si incantava, era quasi una sfida, era un teatro. La gente che stantava da ore, tutti su sono, quindi su ballerino, non li avevano su sono, perché non su sono, su ballerino non c'è nessuno spirito da badare. Perché su sono è fatto bene, su sono è classico, è bello, e ogni cosa difficile, poi sfidare l'altro voi, si sfida da vari uno, e casta te si sbaglia, tu sbagli su tempo, e a volte che sono suonatori fa cose difficili. Noi non stai noi deve pipi, hai ci e andrà bene, basta da inci. Chi cambia sai sbagliare. Dunque, e infatti lui, quando dice, ma suonai laurea, no, questo è a suai, non a suonai, è un'altra cosa. No, a Fiesumeli, maestro Fiesumeli, secondo me era complicato, e dicono, ma voi stai, mi va di qua,
figlio mio, Dega, non mi comprende, non ti posso fare nulla. Se non mi comprendi, non ti posso fare nulla. Cioè, se non comprendi ciò che Sì, faccio, non ti posso sì. fare nulla. No, lui ha fatto, a proposito dei comprendi, magari hanno uno scanto anno sa oi, pure una pubblicazione che è sul metodo della UNED, sa. Quindi si è scritto sa musica, si è Sì. fatto un traballo e servì un mera questo altro traballo. Tutto. Calencuno, certo, devi a me. Devo fare un peraccio conservatorio, pure, questo appena accanto a questa scuola. Non riuscivo a se è rimasto un po' così. Ma se devo andare ancora col cano, faccio ligi automaticamente. Il solfeggere poi non ce la fare, non ce la farà. Mo c'è questo picciocchino no, che ha fatto solfeggio, ma sono sicuro che insomma, non ce la fare. No, non ce la fa. È riuscito su pure che non ce la tocca, fa come ti avanti, esatto, il logos. Automaticamente suonare e leggere subito e misurare. Così impara a leggere, impara sa nota e impara sa misura pure, perché quella che è sul solfeggio sa misura. Capite? La divisione. Sì, sì. E quindi tocco i Torres come sai, quest'anno adesso con questa musica. No, un'altra cosa che è difficile adorare un artista manno come te a tu che ha suonato in ogni luogo in suo mondo e con calice sia d'artista, ma c'è stato un luogo che tu ogni tanto pensa e nasa, ma quanto mi piace questa piazza, questo teatro, questa sonata, questo concerto, una cosa che ti sta atturata in suo coro, dai sonata che ha fatto lui, che non si può niente contare, ma c'è una cosa che ogni tanto ti torna da conca, questa cosa mi piace a me, questa temma volli. Beh, mi ricordo di ciò che un mera, mi ricordo a Barumini. Ah. I suonare dei Barumini con questo ballo serio. Questo ballo che ha tutto sono senza amplificazioni, sente dire tutto sabida, senza amplificazioni. Ma sicuramente non c'è il rumore della televisione, c'è nulla. E questo suono mi stava a raici. Hai il suo coro, non ci sa comunque, non intendo, sai, sa fisarmonica, che sa fisarmonica, pure ci viene Onofrio Gaso, Galdini Musa, Ignazio Erbighi, si intendeva questa fisarmonica, o il Launedes, e sa gente, ma tutto noto i badelli. Addirittura a Barumini, su Timadì, di partire, festi di Sabrazza a Sudrino, a Cinqueghizzi, sì, sempre, tutti sono i badelli. Quindi sul ballo non faceva accelerare a 300 da solo, sul ballo ero lì, bello, capite, era bello. No, poi mera sprazza, mera logo, su concerto, poi ci vuole questa bella pure suonare, cosa vuoi, a volte sa. Ma lui ne ha fatto talmente tanti che hanno fatto da scontare. No, in questo libro che ha riscritto Gabriele ha posto tutto il riconoscimento sul bio di Aderu, mera da Cindifunti, sul riconoscimento del maestro dei folclori de Nuoro, sulla efficienza dei cavalieri della presidenza della Repubblica e poi sa fondazioni Maria Carta, European Jazz Expo, Fondazione Parodi de Unnao, anzi a proposito di Fondazione Parodi, fate un biri quando de Donau su premio Albo d'Oro di Andrea Parodi e intendevo su pure questa sonata che ha fatto, lui sa dire, ti fiata un'altra cosa troppo bella, ci fiata giornalista, 50 giornalisti che arrivano da ogni luogo d'Italia, ma stranieri 78, 5 o 6, appunto atturato di adesso spantato, da intendi il launeddas di Luis Ulai, dove si intendeva sul padre.
Grazie. 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 Dunque, questa è questa musica di Luis Ulai con il Launeddas che ho ascoltato in suo teatro in Castello posso premio Andrea Parodi al Bodoro. E un'altra cosa, ma in questa dise, l'ultimo concerto che hai fatto Voras, non sei esistente, e con chi? Oh, 6 mesi fa io stavo a New York. Ah, New York. Con Cavido ti girando su documentari su di me, sul linguaggio delle Launeddas, che ha cominciato con su scozzese, questo si è firmato e poi continuando Gianfranco. Gianfranco mi ha portato a New York e poi si confrontare con 2 jazzisti americani. Sì. E quindi è stata una cosa mera bella. E io sono un pare e ho fatto questo concerto in una università con me da studenti, che hanno ascoltare questa collaborazione. La UNED. Tu sono stata la UNED, hai su? Sì, e sono questa soffono ed è quella UNED. Ma suonando come tu con fiato continuo? Tutto è ruso, sia il flauto che questo mi ha meravigliato, è difficilissimo con il soffono, ma sul flauto è ancora vivo, con subito suonare sul flauto basso, bellissimo, e fiato continuo. Ma ti intendi la UNED, guarda, sempre, continuo, e sulla soffono. Ma poi non c'è tempo, ma poi le fai intendere sul disco, quando questo continuo, senti sempre su suono, o tipo la UNED. Tipo la UNED. È un di nome famoso, americano. Però non mi ricordo il suo nome nemmeno, vabbè, gente usa cada gente agattata su poi già dovete ascoltare gli spettatori nostri, voi è un now, sempre a registrare questa trasmissione e dunque potevo montare, potevo fare tutte cose, Massimo Pinna pone adesso a traballare in questa cosa, e mentre invece Marco Loi che si preoccupa di fare tutte queste riprese, deve porre tutto in luce, fare tutte queste cose belle in ogni luogo, in qualsiasi sia il luogo, a un andauso a registrare. Dunque, su mai accabato su questa regionale e tutto, ma voglio dire, dunque 6 mesi a oggi in New York, ma mi pare che con Mauro Palma e tutto si è andato a Cittotto. Ci vediamo Mauro Palma, dunque vi accusa l'ultimo concerto fuori dall'Italia. E poi Tadenis in programma, poi tornerà a cominciare sul conservatorio e concerto su Tadenis. Concerto ce ne reggo ancora, però non è che non reggo gana mera di andare largo. No, bisogna telefonare avanti pure, vuoi andare veramente l'uscita di oro, vuoi andare a Pavia e poi ne reggo un altro, vuoi andare a Tesenata pure, a Firenze, insomma, cosa sempre. Tu guida sempre, sei sempre guidando questa macchina. Mi pare che mi ringiovanisci quando oggi. Bellissima questa cosa. A me pure piace a guidare e a camminare in macchina, però insomma è una cosa. È bella questa di porta. Prima, come stavamo tu, quando vi stavi cioccheddu, toccare andare a piedi, quando vi stavi fortunato in bicicletta o a quadro. Se remoto che si andava a Armongia, si andava da una macchina e giarra, in Pizzius. Di che un tocca andare a piedi pure. E poi arrivai lì, ma non mi era invitato nessuno. Se andavo a suonare, poi mi va intendi. Non mi piaceva di fare intendi. O lì, questa gente mi ascolti lì. E tanto mi hanno fatto manco andare a scuola ancora, però quando mi aveva ancora cosa c'era. E poi cominciato a suonare, questa gente se non ti vostro badai. E diventa disilio di badai questa gente. Fia aveva qualcosa, ma fia era badai, si mica fia era badai su che via. E antipiedi questa gente, oh dai che ti passava a buona amante, perché su berretta ti passava su berretta, ma ti vi negavo 75 lire. 75 le fa solo 5 centesimi, 20 centesimi. Ma a me mi varia mera, quando ti compro le caramelle, questo è mentino. Quindi compro le caramelle sementina, sei troppo bella questa cosa. E poi a Sommeggiano si partiva a Pei, ci verranno i cruzatori, dentro questa galata di frigava, e di cada a questa strada. E tanto buono spacciare scarpita mi sono scurzato pure, mamma mia, le scarpite mica devi più durare a lungo e quindi buono da spacciare già poi vigare pure un viaggio. E portare su in Aredo, Matteo Nau, tutto sono ricevuto, portare uno da schinetto noi
e mi dà poco, Ben una spilla di sicurezza, una volta che mi stipulavo. E intanto mi fermavo, una volta mi dicevo 75, ma non fu 73, però una volta mi sbagliato mi dicevo 75, però erano 73 lire. Bene, bene. Questo è il ricordiamo. No, poserrai questa regionale nostra, te mi voglio domandare, ma sicuramente tu nata sempre, tu sono ad ogni addio tante ore, se tu canto, non si impara mai, è un nao come i punti giovani su moie, ma se sta voglio donare un consiglio a questo spicciochetto, se ti puoi risnare, tu puoi essere può diventare suonatori, se non suonatori. Prima di tutto essere umili. Dunque, umiltà, la prima cosa. La prima cosa è umiltà. E fare questo non si fa, con uno se fa musica, non sta facendo guerra, è amore, è piacere, è gioia. Non devi pensare che devi stumurare questo. Io non ho mai pensato, grazie, mai. Ognuno esprime quello che ha nel cuore. Io adesso osservando mera cico sonetto, non cerco le... Ma adesso ho visto, ma scusa, ma guardate, sono musica o guerra? Pare che si spaccanta sonando, ma non è sta la musica non è sta la musica è festa, è gioia e non deve fare questo. C'è questa golosità, non riuscite a dire. Competizione, non è giusto, o non deve fare più. E deve vergare, non quando mi interlogi seguire, no. Devo vergare come tu, e spero che sono, spero che sono così. Questo spero che non so, ma questo è sbagliato, ragazzi miei. Devi ascoltare e avere umiltà e passione, è tempo di dedicare, perché a solo non di gala, devi studiare e poi di base studiare ancora. Dogna dì. Ma una cosa che è troppo bella, io penso che i giovani su di oggi ascoltano chissà musica su sono e amore. C'è qualcuno, ce n'è qualcuno, devi vestire su coro e devi tenere di adere sul rispetto del suo suono, del suo strumento, di chi ne ascolta e di chi ne ha suonato prima di esso. Bravo. Questa è la cosa che tocca da fare. E dunque spero che possa servire a qualcuno comprendi che è meglio a suonare con amore invece che vai a guerra, che non serve a nulla. Luis, io ti do grazie, ma poi questa regionale che mi ha dato l'opportunità di fare, di conoscere meglio a tu, e poi chi ne vuole cercare sul libro Edizioni Berano, scritto da Gabriele Conti, tu vai a Biri, tu vai a tornare a Biri. A me piace, io sono troppo onorato, poiché noi ci funti, sicuramente antiscrice accabada sul libro cosa dicono di lui e c'è mera gente che ha scritto Giacomo Mameli, ha scritto Angelo Branduardi, ha scritto Elena Ledda, ha scritto Paolo Fresu, Mauro Palmas, Gavino Murgia, Enzo Avitabile, Giacomo Serreli, Donaldo Carcangio, Ignazio Verra e ha scritto di Oburu e quindi Gianfranco Gabiddu e dunque mi ha fatto piacere in me che di Oburu ha scritto una cosa lui sull'AI, sul maestro umano del Launeddas, di tutto sono, con il Launeddas arrivato a pensare a sa mamma dei sono su questa Sardegna nostra, dove tutto è nasce un gunisi e poi dopo questo strumento hanno fatto mera cosa, ma si torna sempre con due conto che è il Launeddas, un strumento che conta sa tradizione cosa nostra. Però ecco, ti do grazie per questa opportunità che si ha dato e questa possibilità di conoscere meglio, ma devo ma voglio serrare. Pure se fai numero potrà fare queste cose, ti faccio complimenti perché sei veramente bravo. E poi me ne prego di fare questa cosa. Poi che tenevo su questo canale sardo, su 172, potevo questionare finalmente le cose sarda in sardo e questa è la cosa più bella. Però poi salutare i nostri spettatori, se devo ma voglio fare intendi, pago, Luigi Lai con il suo sassofono, questo non lo intendevo mai, e tu suona il suo sassofono e questo sassofono si stringe. Non gli voglio offendere il sassofonista però. No, però quando tu suona, sanno su fate questo che narravo sui titoli di coda e ci sarà usai. Poi vosotros si volete ancora conoscere meglio i artisti della terra nostra, si potete dire Domenico Ghibeni, un'altra puntata, un altro personaggio e un'altra possibilità
possibilità di atturare qua con pari, se a scurtare questo sconto, su appunto, il sconto bello su questa Sardegna cosa nostra. A Sibiria.